Presidente, quest'oggi un'iniezione di forze nuove all'interno del Corpo Forestale, sono state presentate le nuove guardie per un territorio, il Friuli Venezia Giulia, che è ricco di foreste. Ma diciamo che è veramente una grande soddisfazione questa. Si trattava di una graduatoria risalente addirittura al 2007 ed era un impegno che con questi ragazzi, con questi giovani ci eravamo presi fin dai primi mesi in cui ci siamo insediati. Finalmente, dopo qualche tempo, siamo riusciti ad assorbire forze nuove da questa graduatoria. Oggi è un percorso che ha coinvolto oltre 20 persone, siamo davvero molto soddisfatti, perché vuol dire che mettiamo non solo risorse nuove molto competenti, preparate, con dei titoli straordinari, ma creiamo anche le condizioni perché davvero un territorio così delicato, fragile, ma così importante anche per la nostra economia, possa essere valorizzato da persone che appunto siano in grado di mettere a disposizione la loro freschezza e l'esperienza del nostro Corpo Forestale regionale. Quindi credo che sia uno straordinario connubio e anche una questione di giustizia poter avere questi ragazzi oggi tra di noi. Assessore Sciarlo, il Friuli Venezia Giulia per il Corpo Forestale ha fatto una scelta diversa rispetto a quanto sta succedendo a livello nazionale. Penso che possa rappresentare comunque un punto di forza per il nostro territorio. Siamo assolutamente convinti di questo. L'assunzione di queste 10 nuove guardie forestali ne è la testimonianza, è la soddisfazione di un risultato raggiunto e la capacità di dare risposta dei giovani che ormai li attendevano dal 2007. Ed è anche però figlia di una scelta che abbiamo fatto di natura strategica. Noi abbiamo deciso di non chiudere il nostro Corpo Forestale regionale, abbiamo deciso di non chiuderlo per le mansioni che svolge e abbiamo deciso di non chiuderlo anche per quello che potrebbe rappresentare in futuro per un settore dal punto di vista dell'utilizzazione boschiva, della sua tutela, che secondo noi ha ampi e grandi margini di sviluppo nella nostra regione. Noi pensiamo che si possa, in un'ottica di un'agricoltura e di uno sfruttamento boschivo sicuramente sostenibile, ma anche arrivare a delle filiere legno che possono dare reddito alle nostre imprese, ai nostri giovani e anche rilanciare in parte il settore montano. Se crediamo in queste cose, io credo che il Corpo Forestale regionale sia un asset e uno strumento strategico, e quindi da qui nasce la volontà di mantenerlo da un lato, di potenziarlo dall'altro e anche di far entrare delle energie fresche che possono apportare un contributo nuovo.